Buongiorno e ben ritrovati ad Ore 13 dedicata oggi alla salute, alla sanità. Ne parleremo insieme al direttore generale dell'USL 5 Polesana, Antonio Compostella, che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno dottore. Grazie, buongiorno a voi. Parleremo dunque della sanità nel Polesine, ma in generale della sanità veneta, di quelle che sono le sfide che aspettano la nostra sanità nel 2018. Il numero per voi telespettatori è sempre lo stesso, lo 0422 16 26798, per intervenire in diretta, per fare domande al nostro ospite. Iniziamo allora a vedere, direttore, come si è concluso il 2017, una sanità veneta che ha raggiunto un importante traguardo, un riconoscimento dal Ministero dell'Economia e Finanza per il 2016 con un bilancio consuntivo che ha certificato un avanzo di oltre 13 milioni di euro. Il Presidente Zaia ha parlato di una gestione da buon padre di famiglia. Immaginiamo che anche per voi direttori generali sia un po' questo, essere dei buoni padri di famiglia per far quadrare i conti a fine anno. Certamente le regole sono quelle, prima di tutto le regole della semplicità, capire quali sono i bisogni principali e poi dare l'indirizzo, chiamiamolo strategico, un po' a quello che si fa, volto a rispondere a queste esigenze. Poi ci sono ovviamente i temi specifici, l'equilibrio di bilancio, determinate azioni che vengono anche indicate a inizio anno dalla Regione, nel senso cioè che vi è proprio una strategia di sistema, vengono date alle aziende sanitarie, vengono dati degli obiettivi di sistema, e appunto nell'ambito di ogni azienda, di ogni territorio, poi nel miglior modo possibile e sempre con un po' di buonsenso alla base si danno le azioni e gli obiettivi locali, si compiono le azioni, insomma, per rispondere fondamentalmente a quello che si chiama bisogno di salute della gente. Il 2017 si è chiuso bene per l'ULSS Polesana che dirigo, si è chiuso bene per il sistema sanitario regionale. Ricordiamoci che è stato l'anno della riforma del sistema sanitario, da 24 aziende sanitarie siamo passate a 12, 9 ULSS più l'azienda ospedaliera di Padova, di Verona e lo IOV a Padova, quindi una sfida importante voluta dal Presidente Zaia, voluta dalla Giunta, e che a mio avviso è stata vinta perché insomma i risultati sono stati buoni non solo in termini economici di sostenibilità del sistema, ma soprattutto in termini anche di risultati, di prestazioni, di offerta data appunto alle persone, date ai cittadini. Archiviato il 2017, siamo immersi in un 2018 che si è aperto con i picchi influenzali, dottor Compostella, che stanno facendo compagnia purtroppo a tanti veneti costretti a letto dalla classica influenza stagionale. Che influenza è quella di quest'anno? Allora, l'influenza del 2017-18 è un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ora, i virologi, cioè gli esperti che si occupano di virus, gli epidemiologi dicono che il picco dell'influenza arriverà fra 8-10 giorni, insomma intorno alla metà di gennaio, anche qui in Veneto, in Italia e anche qui in Veneto. Ha caratteristiche, due sono fondamentalmente i ceppi di virus interessati. C'è un ceppo B che è quello che interessa prevalentemente i bambini, poi c'è il ceppo A H1N1 che interessa prevalentemente gli adulti. Sono virus in buona parte simili a quelli dell'anno scorso e sui quali sono stati tarati i vaccini, ma ovviamente nell'arco di un anno hanno subito delle modificazioni genetiche e quindi hanno qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso.
Non si può dire che sia una influenza più cattiva dell'anno scorso rispetto appunto ai due ceppi, il B e la H1N1, ha manifestazioni un po' diverse. Poi le caratteristiche dell'influenza sono le solite, la possibilità di febbre alta, i classici dolori diffusi articolari, il senso di spossatezza, talvolta i disturbi gastroenterici con nausea, vomito oppure diarrea, insomma sono quelli. Fortunatamente l'influenza che sta interessando l'Italia e quindi anche il Veneto è diversa come ceppi virali rispetto a quella che sta interessando nello stesso periodo l'Australia o la Gran Bretagna, dove sta dando problemi particolarmente seri, ma lì c'è in gioco un ceppo virale diverso dal nostro, H3N2, quindi diverso da quelli che ho citato, e che non interessa il territorio italiano. Si è ancora in tempo per i soggetti insomma, a cui viene consigliato vaccinarsi. C'era stato un periodo prima appunto del picco in cui si è stato invitato a soggetti appunto, che adesso ricorderemo quali è preferibile si vaccinino. Si è ancora in tempo o ormai è troppo tardi? No, non è troppo tardi. Certamente l'ideale era vaccinarsi inizio di novembre o nel mese di novembre, proprio, oppure anche in dicembre, perché una volta vaccinati l'immunizzazione nei confronti del virus, dell'influenza, si ottiene nell'arco di una quindicina di giorni. Però, visto che il picco maggiore è previsto nell'arco di una decina di giorni e che l'influenza comunque durerà tutto gennaio e probabilmente anche avrà una sua coda anche per febbraio, sarebbe comunque opportuno per le persone più esposte al rischio delle conseguenze dell'influenza, sarebbe opportuna la vaccinazione. Quali sono le persone per cui è opportuno vaccinarsi? Le persone anziane e i bambini, ovviamente, perché, ripeto, sono quelli più esposti all'aggressione dei virus influenzali. Le persone che hanno una patologia cronica invalidante, anche se non sono anziane, persone che hanno un'attività che le pone a contatto quotidianamente e per lungo tempo con la gente, con altre persone, perché ovviamente il virus si diffonde attraverso la saliva, attraverso il respiro, quindi per contatto, per cui anche queste persone sarebbe opportuno, ecco, che si vaccinino. Persone che hanno compiti pubblici, personale sanitario, personale delle ferrovie, cioè persone che hanno compiti importanti e la cui assenza del lavoro potrebbe provocare anche problemi, il personale della scuola. Quindi c'è ancora tempo per vaccinarsi. Voi avete avuto accessi superiori al pronto soccorso in queste giornate di picco influenzale? Com'è la situazione nella vostra ULSS? Beh, è iniziata un'attività, una presenza in pronto soccorso maggiore rispetto a prima, indubbiamente. Dicevo, non siamo ancora in prossimità del picco, che sarà fra circa una decina di giorni, però certamente le richieste di prestazioni in pronto soccorso sono aumentate. L'attività dei medici di medicina generale, negli ambulatori dei medici di base, l'attività è aumentata, è importantissimo ovviamente il loro compito, proprio anche come primo filtro per quanto riguarda le persone, sia per una diagnosi che per i consigli terapeutici e anche soprattutto, ecco, per prevenire un eventuale arrivo magari non necessario in pronto soccorso. Quindi comunque pronti soccorsi hanno già iniziato a lavorare di più e anche nei reparti sta
stanno aumentando le degenze, in particolare nei reparti internistici, persone anziane che hanno manifestazioni influenzali più serie, cioè con febbre particolarmente alta oppure quelle conseguenze a cui accennavo prima, disturbi gastroenterici o altro più invalidanti e che quindi hanno bisogno del ricovero in ospedale e di un trattamento più intenso rispetto a quello che può essere fatto a domicilio. Succede a volte di sentire qualcuno dire ho fatto il vaccino eppure ho avuto lo stesso l'influenza. In questo caso che cosa è successo? Non è l'influenza per cui ci si è vaccinati? È vero, nel senso che il vaccino, lo accennavo prima, viene preparato sui ceppi virali della stagione precedente ovviamente e possiamo dire che quei ceppi virali rappresentano circa il 70% di quello che è il patrimonio virale dei virus di quest'anno. Perché il 70%? Perché quei ceppi virali l'anno scorso nel tempo sono andati a modificarsi e quindi i virus di quest'anno sono un po' diversi rispetto all'anno scorso. Però la vaccinazione in buona parte dei casi impedisce il contagio, crea un'immunizzazione anche completa rispetto alla possibilità di contagio e nel caso in cui il contagio avvenga normalmente attenua la sintomatologia dell'influenza. Per questo motivo, come dicevo prima, è ancora opportuno e utile vaccinarsi. Un bambino o un anziano in salute che non hanno particolari patologie o problemi, è comunque consigliabile fare il vaccino? Nella persona adulta, sana, che sta bene, non è strettamente necessario, a meno che non si tratti appunto di persone che hanno uno stretto contatto quotidiano con altre persone per motivi di lavoro, ecco, per cui diventa una prevenzione quella della vaccinazione. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, ma sono tanti gli altri temi legati alla sanità che affronteremo tra pochissimo con il dottor Compostella. Restate lì, a tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13, insieme a noi in studio il dottor Antonio Compostella, direttore generale dell'USL 5 Polesana. Stiamo parlando di salute e di sanità. Tra i problemi che vengono in mente, dottore, quando si parla di sanità è inevitabile, anche da casa immagino lo stiano facendo, è quello di parlare delle liste d'attesa. Si è cercato nel corso degli anni di porre rimedio a questa problematica. A che punto siamo nella sua USL e in generale nelle USL venete? Beh, direi che nel Veneto è stato fatto un grossissimo lavoro che è iniziato già alcuni anni fa, dando delle regole alle aziende. Quando parliamo di liste d'attesa dobbiamo distinguere due grandi gruppi: le liste di attesa per le prestazioni cosiddette di specialistica ambulatoriale, cioè la visita che la persona va a fare nell'ambulatorio dell'ospedale, del distretto o anche presso il privato convenzionato. E poi abbiamo le liste di attesa per gli interventi chirurgici, che è un tema meno noto magari, ma che la Regione del Veneto sta pure affrontando, forse è l'unica che sta affrontando in una maniera sistematica. Allora, il numero maggiore ovviamente delle prestazioni è quello che riguarda le prestazioni specialistiche, le visite specialistiche ambulatoriali, la radiografia, la risonanza, la visita specialistica e quant'altro. Dicevo, il Veneto si è dato delle regole. Cosa vuol dire? Vuol dire che a seconda della prestazione che richiede il medico prescrittore, medico di base, medico di famiglia o medico specialista, deve quindi indicare se la prestazione va realizzata entro 10 giorni, entro 30 giorni o entro 90 giorni, a seconda ovviamente delle caratteristiche del problema della persona. Detto questo, quando la persona prenota da casa sua per telefono, con il computer, va al CUP direttamente
direttamente, oppure va in farmacia o presso il medico di medicina generale a prenotare, e anche questo aspetto è un elemento importante. In poche regioni c'è questa gamma di offerta per la possibilità di prenotare, quindi l'azienda, l'ULSS, deve rispettare la richiesta che viene fatta. La Regione dà anche degli obiettivi, cioè dice almeno il 90% delle richieste di prestazione entro 10, 30, 90 giorni va esaudita, va rispettata, ecco, cioè è uno standard minimo che dobbiamo garantire. Diciamo che nel Veneto i valori sono tutti sopra il 90%, quindi vuol dire che noi stiamo dando una buona risposta ai nostri cittadini, cioè hanno la loro visita nei tempi che sono indicati dal medico, nella stragrande maggioranza dei casi. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, Giovanni dalla provincia di Padova. Prego. Salve. Volevo chiedere gentilmente come mai i veneti, anche il sottoscritto, se voglio accedere alle cure mediche devo pagare il ticket, e gli extracomunitari che sono per il, non dico 100%, 99,9% abusivi che ci hanno fatto invadere, non pagano tasse né nulla, hanno la sanità gratis e stanno togliendo tutto i veneti, ma i medici, compresi anche i direttori generali, anche lo Stato, anche il Presidente della Regione, ma riescono a far sì che questa gente non venga curata o viene curata solo per business, e stanno togliendo tutto a noi veneti, sia giovani, ai meno giovani tra 50, 30 e 50 anni, e anche agli anziani, perché io non posso più curarmi perché ho tutta la bocca, tutti i denti da farmi. Ma è una vergogna, veramente, sta gente è una vergogna che cura questi personaggi che non pagano, che non hanno, no, prima ci sono loro, perché ci sono i diritti prima, dopo i doveri. Ma doveri a quella gente nessuno, siamo avanti sempre che non avanti a pagare. La ringrazio, la ringrazio. Grazie, buona giornata. È un po' un sentimento diffuso questo, certo, delle difficoltà di accedere a certe prestazioni per i cittadini, insomma, italiani veneti. Sì, allora, qui al di là di quello che ognuno di noi può pensare relativamente al tema della immigrazione, ci sono delle regole. Una regola che viene è norma nazionale, è che un cittadino extracomunitario, una volta che arriva in suolo italiano, che non sia clandestino, richiedente asilo o in attesa di riconoscimento di cittadinanza o quant'altro, questo riceve una tessera sanitaria e riceve la possibilità di accedere gratuitamente alle cure mediche. Questa è una regola, e quindi le aziende, il sistema sanitario del Veneto, come l'intero sistema sanitario nazionale, si deve adeguare. Queste persone, gli extracomunitari, una volta che che hanno un regolare permesso di soggiorno e hanno un lavoro, rientrano come gli altri cittadini italiani con tessera sanitaria nell'ambito delle persone soggette o non soggette al pagamento del ticket in ragione del reddito o di una eventuale patologia. Mentre, ripeto, finché sono nella situazione di richiedenti asilo, che non viene riconosciuta la loro condizione, viene assegnata una tessera sanitaria temporanea e hanno diritto alle cure gratuite. Per quanto riguarda un aspetto che il signore toccava, cioè l'accesso alle cure da parte degli extracomunitari sottrae spazio ai residenti. È chiaro che l'organizzazione dell'attività delle ULSS, dell'erogazione dei servizi nelle ULSS, si fa in maniera che questo non avvenga, quindi che non venga sottratto spazio e soprattutto non venga sottratta priorità in rapporto
alle esigenze che hanno i nostri cittadini nel dare le risposte sia per quanto riguarda le visite specialistiche che per quanto riguarda i ricoveri. A proposito di visite specialistiche, tornando al tema delle liste d'attesa, quali sono i punti deboli, diciamo così, quei settori, quegli esami, quelle prestazioni in cui ancora si fatica a rispettare quelli che sono i parametri regionali? Diciamo che sono due le situazioni in cui possiamo avere punti deboli. Una, le prestazioni specialistiche dove c'è un altissimo numero di richieste. Potrei citare tutta la parte legata alla radiologia, le risonanze, le TAC, ecografie e poi alcune situazioni legate a specialità particolari dove oggi abbiamo difficoltà ad avere un adeguato numero di specialisti nelle nostre ULSS, e può essere il tema della dermatologia, può essere il tema della pneumologia, della reumatologia, dell'ematologia. Ecco. Per quanto riguarda il primo aspetto, quello del grande numero di richieste di prestazioni, vedi la radiologia, ovviamente si lavora in modo di ottimizzare al meglio le risorse che abbiamo nelle ULSS, e da questo punto di vista, ad esempio, già da qualche anno su indicazione anche del governatore Zaia si è allargata la gamma dell'offerta, oltre a quelli che sono un po' gli orari cosiddetti istituzionali, si è ampliata la gamma dell'offerta anche in orari meno usuali rispetto a prima, orari serali oppure al sabato pomeriggio oppure alla domenica, con notevole gradimento anche da parte delle persone, quindi abbiamo ampliato la gamma, diciamo, della disponibilità temporale della offerta, soprattutto anche per il tema della radiologia. E i risultati sono comunque buoni, diciamo. Un po' più complesso è il tema, come dicevo, legato a situazioni dove abbiamo oggi, e non solo nel Polesine ma un po' in generale, la carenza di figure specialistiche, dove ne servirebbero di più. Inevitabilmente in questi casi si creano delle liste di attesa più lunghe, proprio perché non è possibile fare diversamente, in quanto vi sono figure di specialisti, quelle che ho citato, che non si trovano. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Io volevo sapere, perché a me è giunta l'orecchio che i dottori medici di base non sempre possono prenotare le visite o anche gli esami, perché hanno come un budget di dire nell'arco di un anno non possiamo fare più di questi esami, quest'altri, dettati dalla regione. E allora volevo sapere se è veritiera questa roba, perché ho avuto una grande difficoltà di fare un esame perché non si poteva fare. I medici mi hanno detto che era così un po' il discorso. E allora mi chiedo, perché io devo andare in farmacia e adesso certi ticket bisogna pagarli, queste medicine non le passano, quest'altre non le passano? Vuol dire che c'è sì un risparmio nella nostra sanità regionale, però vengono tolte anche delle cose essenziali che bisognerebbe che si potesse rivedere tutto questo discorso qua. Grazie signora, grazie per il suo intervento. Sì, la signora ha posto due problemi. Parto dal secondo, cioè ticket, prestazioni che vengono erogate gratuitamente, o prestazioni che rientrano nei cosiddetti LEA o no. Allora, una considerazione di carattere generale. Ci sono una serie di prestazioni sanitarie che sono ritenute importanti, indispensabili, e sono i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, cioè quelle prestazioni che possiamo dire servono veramente. Bene, queste prestazioni vengono erogate a tutte le persone. Su queste
pagano il ticket o meno, e la questione del ticket, l'ho già un po' accennato prima, è legata a due fondamentali aspetti: il tema del reddito e il tema della patologia. Quindi abbiamo le esenzioni per reddito e le esenzioni per patologia. Le persone che hanno l'esenzione per un motivo o per l'altro non pagano alcun ticket. Persone che non hanno esenzione per reddito o per patologia pagano il ticket sulle prestazioni sanitarie. Poi citava un altro aspetto, ovvero una specie di tetto di spesa che avrebbero i medici in medicina generale o lo specialista nel prescrivere le prestazioni. Non è così, non esiste un tetto di spesa, non esiste un divieto al medico, cioè non esiste che il medico in medicina generale ha un tetto di spesa oltre il quale non può andare. Certamente invece da parte della Regione, ma anche a livello nazionale, si parla sempre di più di prescrizioni appropriate, cioè di prescrivere quelle prestazioni di medicina di laboratorio, esami di laboratorio, visite mediche, prestazioni strumentali, radiologiche e quant'altro che siano, diciamo, necessarie in rapporto al problema che ha la persona. Quindi sempre di più si discute anche da parte dei direttori generali, da parte delle ULSS con i medici prescrittori, si ragiona in termini di prescrizioni appropriate. Vengono fatte anche delle indicazioni, delle linee guida, che non significa che il medico, se lo ritiene opportuno e necessario, fa a meno di prescrivere una cosa perché nelle linee guida è indicata magari come non appropriata. Quindi il medico valuta alla fine se è necessario o meno, però si sta lavorando in questo senso e talvolta il medico può spiegare al proprio paziente che non è opportuno, non è necessario fare quell'esame, però non esiste un divieto o un tetto, una barriera oltre alla quale il medico non può andare nel prescrivere esami o visite. Ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate lì, a tra poco. Bentornati in studio con Ore 13, vi ricordo lo 0422 1626 798, il numero per intervenire in diretta. Prima il dottor Compostella aveva accennato alle figure specialistiche che mancano, comunque di cui c'è una carenza. Ricordiamo quali esattamente soffrono di questa carenza, quali settori? Beh, oggi nel sistema sanitario regionale e in particolare per alcune ULSS che possiamo definire un po' più periferiche rispetto alle ULSS o agli ospedali più grossi, più importanti, tipo capoluoghi di provincia, abbiamo dei problemi a reperire alcune figure sanitarie e specialistiche. Un problema è quello degli infermieri, non è legato al fatto che manchino, non è legato al fatto che magari la Regione non dà l'autorizzazione ad assumere, le autorizzazioni le abbiamo, vengono date, c'è proprio un problema in questi periodi, un problema di mancanza di graduatorie, cioè la pubblica amministrazione lavora nel caso delle assunzioni attraverso bandi, attraverso una selezione pubblica, non esiste la chiamata diretta. Ci siamo trovati con la necessità di assumere infermieri e la scarsa disponibilità un po' per tutte le ULSS di graduatorie utili. Adesso si stanno compiendo questi concorsi, però parliamo di concorsi dove magari partecipano 1000-2000 persone che quindi richiedono anche 3-4 mesi per essere evasi. Ma il problema degli infermieri è un problema che ha i giorni contati, non appena ci sono le graduatorie disponibili un po' tutte le ULSS assumeranno gli infermieri di cui c'è bisogno. Nel caso specifico dell'ULSS Polesana a fine gennaio, metà febbraio avremo la graduatoria e immediatamente assumeremo 40-50 infermieri. Non è che oggi non siano coperti quei ruoli, ma siamo ricorsi ad esempio anche alla somministrazione di lavoro interinale per coprire quegli incarichi. E poi c'è il problema della carenza di figure specialistiche che interessa un po'
tutte le ULSS del Veneto in misura minore o maggiore. Quali sono le figure più difficili oggi da reperire? Ad esempio specialisti del pronto soccorso, specialisti dell'ostetricia ginecologia, di anestesia e rianimazione, radiologia, dermatologia, pneumologia, reumatologia, ematologia. Perché questo? Perché dalle scuole di specialità escono ogni anno esce un numero di specialisti che è inferiore a quelle che sono le esigenze dell'intero sistema sanitario regionale, di tutti gli ospedali. Poi è ovvio che questi professionisti trovano lavoro magari negli ospedali più grandi e quindi gli ospedali periferici soffrono, ecco, questa situazione. Cito un esempio. Per quanto riguarda pronto soccorso e per quanto riguarda anestesia e rianimazione, nell'ULSS 5 Polesana gli ultimi 2 bandi, gli ultimi 2 concorsi fatti per assumere queste figure sono andati tutti e 2 inevasi, cioè non si è presentato nessuno. Quindi ovviamente continueremo, speriamo che nel frattempo qualche specialista che è uscita dalla scuola di specialità arrivi o quant'altro, però questo per dire un problema che abbiamo noi ma che ha l'ULSS di Belluno o che hanno anche altre ULSS, anche proprio a citare un po' la difficoltà che talvolta si ha nel garantire l'organizzazione piena dell'attività. Come si potrebbe porre rimedio a questo problema? Ovviamente servono più specialisti e quindi vuol dire servono più posti nelle scuole di specialità. Oggi il numero di posti nelle scuole di specialità è definito dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione e della Università e Ricerca, quindi è una decisione che viene realizzata a livello centrale. C'è un meccanismo anche complesso per quanto riguarda il numero di posti nelle scuole di specialità che ha ogni università e proprio con questo meccanismo complesso le università del Veneto sono più penalizzate rispetto alle università del Lazio o della Campania. È legato anche al numero di iscritti all'università. Una soluzione potrebbe esserci ed è legata ad una maggiore autonomia dal punto di vista amministrativo che potrebbe avere il Veneto. È stato intrapreso da parte del Presidente Zaia un percorso di confronto con il governo centrale per maggiori livelli di autonomia su determinate materie. Una di queste è anche la sanità. È uno dei temi su cui si discute nell'ambito della sanità, al di là di una quota maggiore di risorse economiche, finanziarie che dovrebbero e potrebbero rimanere in Veneto, è anche proprio quello della possibilità di avere un maggior numero di posti di specialità nelle università del Veneto, quindi avere un maggior numero di specialisti a seconda del bisogno appunto che ha la Regione. Se andrà in porto questo confronto nei termini auspicati e voluti dal Presidente, nei prossimi anni potremmo anche trovare una parziale o totale soluzione a questo problema, però ci vorrà un po' di tempo. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Signorina, intanto buongiorno al dottore e complimenti per quello che sta dicendo. Non complimenti purtroppo per quello che stiamo sentendo, ma l'esposizione dei fatti. Per noi utenti è una tragedia quello che sta dicendo, manca questo, manca quello, perché tanti medici sono andati in pensione, se li vuoi trovare devi fare solo a pagamento e soprattutto dopo non sono in ospedale per darti un proseguimento della cura, perché se sei stato curato e operato in ospedale, è chiaro che è l'ospedale che ha tutto nel computer, fuori cosa ne sa uno che ti prende in carico e che non ha tutto quello che ti ha fatto fare l'ospedale? Allora io dico, ma noi utenti, in che parte stiamo di questa situazione? Non si poteva prevedere prima
che le persone comunque dovevano andare in pensione e allevare gente, perché l'Italia è sempre stata la medicina importante e siamo una medicina di eccellenza, e questi sarebbero i risultati. Ma cosa stiamo andando incontro? Finché alleviamo altre persone, va bene che noi abbiamo un piede nella fossa, è meglio che andiamo a morte, così non ci pagano più le pensioni, però questa cosa ci fa veramente paura. Io vorrei una spiegazione, perché chi ha subito un'operazione in ospedale e il dottore che ti ha fatto è in pensione, chi ti cura? Grazie signora. Specialista, vorrei una risposta, grazie. Grazie signora, cerchiamo di tranquillizzare la signora, sì, dicendo che l'assistenza è comunque, no. mancano delle figure professionali. Assolutamente, allora la signora ha detto che sono stato chiaro nell'esposizione, forse non abbastanza, adesso cerco di colmare la mia lacuna. Anche questo intervento ha posto due problemi. Esatto. Allora, il secondo. Signora, stia tranquilla, ma non solo lei, tutti i cittadini. La sanità del Veneto era, è e sono convinto rimarrà una sanità di alta eccellenza per la qualità dei professionisti e per la sua organizzazione, la capillarità anche nella diffusione dei servizi. Queste sono le caratteristiche del Veneto: buona organizzazione, capillarità dell'organizzazione e dell'offerta. Ho detto che ci sono certamente dei problemi, figure specialistiche che sono più difficili da trovare, ma le ULSS sono organizzazioni grosse, complesse, ma proprio perché organizzazioni grosse hanno dentro dei modelli e degli aspetti per cui fanno fronte anche ai problemi. Quindi di fronte al fatto che mancano, che è più difficile reperire medici per il pronto soccorso o per determinate specialità, si lavora con l'organizzazione dell'attività. Magari i medici che sono presenti faranno anche qualche ora in più di straordinario, l'azienda acquista ulteriori prestazioni da loro, cioè voglio dire, quelle che sono le prestazioni che servono per dare alla persona, per dare alla gente che ne ha bisogno un buon servizio, viene fatto. Per cui il problema che dicevo è un problema del direttore generale, è un problema della direzione strategica, è un problema che si affronta con l'organizzazione. Al cittadino, all'utente davanti viene data una risposta adeguata. Talvolta, ripeto, ma per alcune situazioni particolari i tempi possono diventare anche un po' più lunghi, ma sono pochissime situazioni. Le più importanti, cioè l'ospedale funziona 24 ore su 24, il pronto soccorso, le sale operatorie, i ricoveri non si fermano mai, quindi l'organizzazione fa fronte con i buoni modelli, fa fronte anche a quelli che sono dei problemi che oggi ci troviamo ad affrontare. Quindi stia tranquilla la signora, stiano tranquilli i cittadini, che la buona qualità della sanità del Veneto continua. Per quanto riguarda l'altro tema che ha posto, che possiamo definire la continuità delle cure, è ovvio, quando si entra in ospedale o quando si entra nel sistema della sanità per una visita, una prima visita, una seconda, una terza, una prestazione nel frattempo, talvolta può capitare che non sia lo stesso medico che ci visita o lo stesso medico che ci opera, proprio perché, come ho detto, è un sistema complesso, è un sistema che si basa su turni, quindi quello che è importante però è che venga fornita sempre, indipendentemente dal nome e cognome del medico, che può essere diverso, venga fornita una prestazione di qualità adeguata e costante. Quindi se viene vista per una prima visita da un medico una persona, quando torna una seconda volta
c'è un'organizzazione per cui il medico che l'ha vista la seconda volta ha un archivio, ha una cartella informatizzata o cartacea per cui attinge le informazioni principali che ha scritto il collega nella visita precedente, oppure quando una persona è stata vista da un medico, viene ricoverata per un intervento, chi opera ha la cartella dove legge tutto ciò che è necessario e importante. Sistemi che vanno anche più affinati, migliorati, d'accordo, ma non si lavora alla cieca, e quando una persona viene vista da più medici, questi più medici hanno ognuno le informazioni necessarie per dare la risposta adeguata. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sono io in linea. Sì, signora, prego. Sì, io volevo chiedere, io ho ricevuto 2 anni fa, siccome che prima facevo sempre la mammografia alla Madonnina, adesso ho superato l'età e non posso più farla, devo farla per conto mio, da un'altra parte dove lo voglio, loro non me la fanno più. Volevo chiedere, siccome che ho ricevuto una lettera che è 7R2, è un'esenzione o devo pagarmi la visita? Grazie signora. Sì, allora... Non mi sono spiegata? Sì, ho capito. Ho capito, allora... devo farla per conto mio, insomma, ecco. Grazie signora. Allora, la signora ha fatto delle mammografie nell'ambito dello screening. Lo screening è un sistema che prevede un certo range di età per essere erogato. Adesso, per continuare a ripetere periodicamente una mammografia, viene prescritta magari dal suo medico e dovrebbe eseguirla personalmente. Il codice che ha è una esenzione per patologia e quindi avrebbe diritto all'esenzione con quel codice. Ci fermiamo ancora per pochissimi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Garantito. Di nuovo insieme con Ore 13 per parlare di salute e sanità, insieme a noi Antonio Compostella, il direttore generale dell'USL 5 Polesana, che a breve, tra una decina di giorni, 19 gennaio, avrà un'importante inaugurazione, dottore, di 2 nuovi reparti completamente rimessi a nuovo. Certo, sarà presente, avremo l'onore di avere la presenza del Presidente Zaia per inaugurare il nuovo reparto di ostetricia ginecologia, delle degenze e il nuovo reparto della dialisi. Perché queste ristrutturazioni? Faccio una piccola premessa. Sanità vuol dire soprattutto ovviamente risorsa umana, vuol dire competenze dei professionisti, quindi le persone, vuol dire certamente tecnologia, ma vuol dire anche necessariamente strutture adeguate dal punto di vista logistico, dal punto di vista funzionale, cioè delle strutture che possano permettere di lavorare bene. L'ospedale di Rovigo, che è il principale ospedale dell'ULSS 5 Polesana che dirigo, è un ospedale non particolarmente vecchio, ma ha alcune aree che sono obsolete, sono vecchie anche dal punto di vista funzionale proprio. Ecco, è partito un progetto che ha avuto l'avallo, il parere positivo della Regione, per andare a ristrutturare buona parte di questo ospedale, renderlo più moderno, renderlo più funzionale. E questo è il primo pezzo di un percorso che durerà 5-6 anni, che vede un importante investimento economico. E proprio in questi giorni anche la buona notizia per noi della delibera regionale che conferma il finanziamento per fare questo investimento. Quindi nei mesi scorsi del 2017 abbiamo fatto questi lavori relativamente alle nuove degenze dell'ostetricia, ginecologia e della dialisi. Sono i primi 2, nel 2018 si proseguirà con il nuovo reparto di lungo
ginecologo-degenza, con il nuovo reparto di pediatria, con la nuova sala parto e con la nuova neonatologia, terapia intensiva neonatale, cioè rifaremo nuovo tutto il blocco materno-infantile. E poi la tappa successiva sarà quella del reparto e dei servizi dell'oncologia, insomma, fino ad avere, come dicevo, nell'arco di 5-6 anni, insomma, un ospedale sicuramente più funzionale, più moderno, perché, ripeto, per lavorare bene servono anche spazi adeguati, più funzionali. Questo è il futuro dell'ospedale, dell'ospedale di Rovigo. Il futuro della sanità veneta, dove andremo? È un argomento difficile da, così, in 4 minuti da argomentare, però cosa succederà da qui al futuro? Ci dottore? provo. Come ho detto prima, la sanità del Veneto è un punto di riferimento a livello nazionale, un punto di confronto. Le altre sanità regionali si confrontano con il Veneto si confronta con le sanità europee e internazionali. È una sanità di alto livello, ha tutte le caratteristiche per mantenere questo alto livello. Come dicevo, c'è stata un'importante riforma, le ULS da 21 sono diventate 9, questo può interessare anche poco all'utente, ma è una riforma che ha un obiettivo: rendere più funzionale l'attività delle ULS, avere delle economie di scala per cui otteniamo anche dei risparmi sulla costosità per mantenerli sugli investimenti legati alla sanità, per la tecnologia, per le strutture, per il personale. Quindi è una sanità che sa essere al passo con i tempi per quanto riguarda i suoi modelli organizzativi, sia in quello che il cittadino non vede, cioè l'organizzazione del funzionamento delle ULS, in modo da essere sostenibile economicamente e in grado nel tempo di poter anche investire, acquisire attrezzature adeguate, avere ospedali adeguati, avere personale adeguato. Ed è anche una sanità che nell'organizzazione dei servizi da offrire al cittadino è all'avanguardia. Abbiamo, con il piano sociosanitario che è stato realizzato nel 2013, si è costruita, modellato un sistema altamente avanzato, sia per quanto riguarda la parte degli ospedali, sia per quanto riguarda la parte del territorio. La grande sfida prossima sarà quella di mettere in rete tra di loro gli ospedali e sarà quella di realizzare la vera continuità tra l'ospedale e il territorio, cioè non far sì che siano due situazioni che hanno a volte degli scollamenti. Era anche quello che diceva la signora prima nell'ambito di una telefonata, cioè far sì che ci sia il paziente, il cittadino quando diventa paziente, al centro dell'attenzione dei professionisti, e le informazioni viaggiano da un professionista all'altro, che sia in ospedale che sia sul territorio. Quindi modelli organizzativi nuovi, questa è la nuova sfida: ospedali in rete, processi di assistenza in rete e qualità sempre alta. Io ringrazio tantissimo il dottor Antonio Compostella, direttore generale dell'USL 5 Polesana, per averci fatto un quadro della sanità veneta, di quelli che sono le sfide, gli obiettivi che aspetteranno la sanità nei prossimi anni, a partire da questo appena iniziato. Ringrazio voi telespettatori per essere intervenuti, per averci seguito, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata naturalmente su Antenna 3. Arrivederci. Buon pomeriggio.